nel 1992-93 la società Olimpia Basket Comiso mi richiama dopo che io sono rimasto fuori da allenare in giro, fra Modica, Ragusa, Gela, Vizzini. Mi richiama per fare un campionato di C. Diciamo che ha bisogno di recuperare, di rientrare economicamente da spese precedenti fatte in maniera scriteriata, per cui il miglior giocatore della roster della società viene dato a Catania, che è Giacomo Braida. Io con i locali, diciamo, i giocatori ragusani che facevano parte già dell'Olimpia come Brugaletta, Schirinà, Lo Monaco, Vitale, in più si aggiunge Criscione, Ciamponi, eh, diciamo si aggregano i locali che avevano il settore giovanile della Proloco, quindi Giuseppe Diapico, Massimiliano Farruggio, Giovanni Avolino che ho portato da Vizzini, allenatori, Riccardo Re, Francesco Amato e Marco Rosano. In più a novembre riusciamo ad acquistare Barbiero da Venezia, un playmaker fortissimo, e questo campionato di C viene vinto lasciando dietro Piazzalmerina, eh, Cefalù, Palermo, Paceco, Cosenza, insomma un bel po' di squadre che hanno speso più di noi. Facciamo la B. Per fare la B nel 93-94 viene preso Juric da Battipaglia, un ragazzo di Udine, poi viene preso Davide Ceccato e Maurizio Ferrara, buonanima dalla Virtus, Valentino Calabrese, un pivot foggiano della Scavolini Pesaro, delle giovanili, ma vengono rimandati a casa Lo Monaco, Vitale e Criscione, che continueranno a giocare nella loro società precedenti. Il girone è fortissimo, il girone è il peggiore d'Italia. Abbiamo, quell'anno c'erano tre Serie B in tutta Italia e il nostro era formato da quattro siciliane, tre sarde e nove laziali. Ricordo che si stava sempre a Roma, sia per andare in Sardegna che per giocare lì nei paraggi. La classifica finale vede Viterbo, con cui abbiamo vinto in casa, Olbia, Rieti, Porto Empedocle, Albano e noi con Nuoro al sesto posto. Questo è il massimo risultato della pallacanestro comisana, diciamo, degli ultimi anni. Ehm, L'anno successivo, quindi 94-95, viene rifatta una B, ma non come quella precedente, di cui ancora rimangono degli articoli di giornale bellissimi che mi gratificano tanto, giornali sardi e laziali che parlano dell'Olimpia Comiso come la squadra che giocasse la migliore pallacanestro della Serie B d'Italia. Eh, Facciamo questo secondo anno di B con un taglio nel roster drastico. Va via Barbiero, va via Juric, va via Diapico che va a Ragusa, vuole andare in B, va via Braida che va a giocare in Sardegna, sarà il nostro avversario. Ceccato ritorna pure lui a Ragusa e Schirinà non viene più riconfermato, per cui diciamo che vanno via 70-75 punti a partita dell'anno precedente. Prendiamo Turi Urso dalla Virtus, Massimiliano Vito da Palermo, Davis Brugalossi, un ragazzo di Esolo che giocava a Scavolini assieme a Valentino Calabrese, Francesco Sant'Angelo, un ragazzo bolognese che giocava a Piazza Almeria l'anno precedente, e Vitale. Poi Sant'Angelo durante il campionato smette proprio subito e per motivi di lavoro va a fare l'infermiera a Reggio Emilia, per cui ci abbandona. Quindi la squadra è, diciamo, molto competitiva, a me piace tantissimo,
ma dopo 9 partite, avendone vinte solamente 3, il nostro rapporto viene chiuso, d'accordo con la società, la squadra viene affidata al mio assistente Nicola Tribunale. Quello sarà l'anno in cui il Comiso lascia la B e ancora non ci sono i presupposti per poterci tornare, almeno non ci sono più i presupposti per tornarci rapidamente, sia per mancanza di strutture sia per difficoltà di altra natura. Ma questo è l'augurio che io faccio all'Olimpia di ritornare prima possibile nei fasti della pallacanestro italiana.